cercato di contattare più volte il segretario Matteo Salvini per rappresentargli questo dolore che arrivava dal territorio e non sono mai riuscito ad avere un ascolto in questo, se non 2 giorni fa, nel momento in cui era maturata, diciamo, la mia volontà di andare altrove. È un lungo crepuscolo politico fatto di tante risposte mancate, quello che racconta il deputato trevigiano Gianangelo Boff dopo aver ufficializzato il suo passaggio a Futuro Nazionale con il generale Roberto Vannacci. Per uno cresciuto a pane e lega la rottura è clamorosa. Boff non è un deputato come tanti, per 4 anni infatti ha guidato come commissario la Lega Trevigiana, ancora oggi è sindaco di Tarzo, destinato quindi a diventare uno dei primi feudi vannacciani in Veneto. Io ho cominciato a fare il sindaco quando c'era Giancarlo Gentilini a Treviso, che era un esempio di ciò che voleva dire fare il sindaco in mezzo alla gente, ascoltando la gente, interpretando i bisogni, le paure della gente, cercare di risolvere i problemi e cercare di dire anche quelle cose che a volte i cittadini non hanno coraggio di dire. Questo modo di fare la politica, di vedere la politica, l'ho ritrovato in Roberto Vannacci, l'ho ritrovato in una persona che riesce a interpretare i bisogni della gente e dire pane è pane, il vino è il vino. E quindi la Lega, dice Boff, che ha cambiato il modo di esprimersi, forse il suo stesso DNA. Il primo contatto con Vannacci 2 mesi fa rivela il sindaco di Tarzo, che poi si è consultato a lungo con i suoi, parlando con cittadini e imprenditori. In tanti stanno guardando a Vannacci, compresi diversi amministratori. Insomma, lo strappo di Boff non sarà né il primo né l'ultimo. Vannacci, l'errore è sempre di chi cambia partito, le parole del presidente Alberto Stefani, ma Boff tira dritto, sale così a 8 la pattuglia di Futuro Nazionale alla Camera. Ho dato tanto alla Lega, ho ricevuto dalla Lega, ho dato tanto alla Lega, ma penso che appunto di non far parte sicuramente di quella categoria che ha solo avuto.